io sono Filippo Quinti, sono nato l'8 settembre del 1924. Questa festa del 25 aprile è la prima senza Dario Portuetu. Com'è festeggiare senza di lui? Guarda, c'è mancato un caro amico, però il 25 aprile non si può fermare. Noi ci affidiamo ai giovani perché loro devono continuare a seguire che sono gli ideali di libertà e di democrazia. E i giovani come hanno risposto a questo 25 aprile 2010? Hanno risposto molto bene, c'era una marea di gente, vuol dire che siamo nella Cosa pensa del messaggio di Napolitano? grandioso, abbiamo un grande desiderio di lavorare. Sono Alessandro Matta, ho 26 anni, sono nato a Cagliari nel 1983, sono direttore del stupendo Memoriale Sardo della Shoah. Parlaci del Memoriale Sardo della Shoah. Allora, il Memoriale Sardo della Shoah sta sorgendo alle porte di Cagliari e sarà il principale centro in Sardegna dove si studierà, si tramanderà il ricordo della Shoah. Sarà costituito da diversi settori, una biblioteca abbastanza vasta, un settore audiovisivo e un settore multimediale. Di grande importanza sarà anche il settore didattico, costituito da insegnanti che si occuperanno di gestire una serie di corsi anche didattici sulla Shoah, sulla deportazione e sulla resistenza. Perché hai scelto di fare questa attività? È un interesse che ho da diverso tempo e ho voluto appunto portarlo avanti, soprattutto con questa idea del memoriale, dal momento in cui appunto in Sardegna non esiste ancora oggi un centro apposito, un più specifico sulla Shoah dove appunto ricordare di continuare a lottare contro il negazionismo o contro l'antisemitismo. Parliamo del 25 aprile, tu sei un giovane, come vedono i tuoi coetanei questa festa? Devo dire che tra i miei coetanei c'è molta, non voglio dire ignoranza, ma purtroppo mancanza da parte delle scuole. Effettivamente non sempre, secondo me, il Ministero della Pubblica Istruzione fa di questa giornata o prepara i giovani a questa giornata con lezioni storiche sulla resistenza o sull'antifascismo. Abbiamo risultati purtroppo abbastanza scadenti, pochi giovani ricordano o pochi hanno intenzione di ricordare. Cosa si può fare per migliorare questa situazione? Per migliorare questa situazione bisogna proprio ripartire dalle scuole, secondo me. Ecco, appunto, il mio memoriale lavorerà molto proprio in sinergia con le scuole, attiverà una serie di corsi didattici e di attività appunto con le scuole, perché bisogna ripartire urgentemente dalle scuole, cioè bisogna fare in modo che i giovani ricomincino a sentire date come il 27 gennaio o come il 25 aprile, che non sono un giorno all'anno ma che devono essere il momento finale di un lungo percorso di studio e di riflessione nelle mura scolastiche e non solo. Il 25 aprile del 2010 che cosa rappresenta? Il 25 aprile rappresenta il ricordo del passato che tutti hanno sofferto e oggi dovrebbero guardare alla storia e portarli avanti e non dimenticare, perché la libertà non va mai pagata, bisogna difenderla e andare avanti. Democrazia vuol dire libertà e comprendersi e combattere le ingiustizie. Senza la democrazia, cosa vuol dire? Senza la democrazia, perché noi l'abbiamo provata, sappiamo che la dobbiamo detestare, perché siamo schiavi, il più piccolo, l'operaio è combattuto, in tutti i paesi le dittature vanno combattute e venga la giustizia e la democrazia. Carlo Poi della CGIL. Dai un voto al 25 aprile di quest'anno? 10 lode.